Arriva questa sera allo scoccare della mezzanotte che coincide con il solstizio d'estate il via ufficiale della bella stagione. Anche se qui in Sicilia le temperature hanno avuto un'impennata già dal mese di maggio, in molti amanti del solleone hanno affollato gli arenili della nostra provincia proprio per gustarsi in anteprima un assaggio dell'estate. Adesso ci siamo e stiamo per accingerci ad una delle più roventi estati registrate negli ultimi anni. La colonnina di mercurio potrebbe alzarsi ancora, sfiorando i 40 gradi. Il picco di caldo è infatti previsto per questo weekend. Sono giorni da bollino rosso e con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione c'è la massima allerta per anziani e bambini e persone affette da malattie croniche. Le raccomandazioni per proteggersi dalle ondate di calore sono semplici e sempre le stesse: evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde delle giornate, dalle 11 alle 18, scansare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, indossare indumenti chiari, leggeri e in fibre naturali come il cotone o il lino, ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare occhiali da sole, bere molti liquidi ma non alcolici e avere un'alimentazione leggera che preveda frutta e verdura. Ma estate è principalmente ed essenzialmente sinonimo di allegria, relax e svago. Sono tantissime le iniziative che stanno per partire, dalle serate a tema alle notti danzanti nei chioschi, ai concerti dei gruppi locali fino ad arrivare ai tornei sportivi, per non parlare degli instancabili appassionati di jogging che dalle 19 circa in poi affollano il lungomare San Leonino per mantenere sempre in forma il proprio fisico sfidando il caldo afoso. Un momento dell'anno molto atteso dai giovani e non. La nostra terra, grazie alle tropicali temperature e la suggestiva cornice offerta dai nostri litorali, riesce a regalare a quanti giungono nei nostri mari giornate di puro divertimento.